Inaugurazione della nuova sede della Camera del Lavoro, della CGIL, siamo qua col segretario. Nuove sfide della CGIL, quali sono i nervi scoperti e quali sono le sfide che dovete affrontare anche nella città di Portotolle, se non anche in generale a livello nazionale? Affrontiamo un problema alla volta. Allora, i problemi a livello nazionale sono tanti, sappiamo tutti che la sanità, la scuola, le pensioni, il lavoro, i problemi in linea di massima sono questi. Dopo, se dobbiamo fare un ragionamento su Portotolle, io direi che necessita che da parte del comune guardi un po' cosa stia succedendo sul territorio. Noi abbiamo un problema che è enorme, abbiamo dentro il turismo, nella zona del turismo, aziende che applicano dei contratti pirata. Cosa vuol dire applicare i contratti pirata? Vuol dire che se devono avere la 14ª non ce l'hanno, se devono avere una paga base che è paga base contingenza ridotta di 300 euro, non è bene. E questo sta succedendo nel territorio di Portotolle e non solo. Però io sono il segretario della Camera del Lavoro di Portotolle, io vorrei mettere in evidenza, come abbiamo messo in evidenza anche quando è stato aperto, inaugurato lo sportello per quanto riguarda lo sportello del collocamento, noi abbiamo detto queste cose. Portotolle purtroppo ha un lavoro che è basato sulla pesca, che è basato con piccolissime imprese, agricoltura, però il turismo noi dobbiamo assolutamente avere un occhio di riguardo, però purtroppo nella mia Camera del Lavoro vengono persone che hanno delle buste paga che non sono corrispondenti a quello che è il contratto nazionale del lavoro, che è quello del turismo. A livello nazionale un altro problema, un altro nervo scoperto, solo la gara degli appalti. Con il nuovo sistema è un problema che sentite anche qua a Portotolle? Allora, Portotolle un po' meno, però io sono il segretario della filea CGIL di Rovigo, quindi seguo gli appalti, seguo l'edilizia e devo dire che l'edilizia a livello provinciale è un problema perché noi abbiamo visto con i subappalti a cascata, dove vediamo che questo sta creando problemi in maniera devastante, perché la sicurezza sul posto di lavoro non c'è più, perché con gli appalti a cascata la sicurezza non c'è, si farà tutto a risparmio e quindi noi siamo i primi a contrastare questa cosa.